Buon pomeriggio a tutti, bentornate e bentornati a Educhiamoci, Giornate per l'Educazione. Il nostro festival, voluto e promosso dal Comune di Vittorio Veneto, in particolare dall'assessorato alle politiche scolastiche, realizzato in collaborazione con IM Servizi. Bene, ben ritrovati per chi ci ha seguiti fino ad ora e benvenute a tutte le persone che invece si connettono per la prima volta. Vi ricordiamo che l'intero programma è consultabile e scaricabile dal sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Potete iscrivervi per partecipare attivamente alle dirette, quindi potete iscrivervi sui nostri incontri Zoom oppure seguire le dirette anche attraverso i social del Comune di Vittorio Veneto, ovvero la pagina Facebook e il canale YouTube. Molto bene, per chi ancora non avesse sentito questa presentazione facciamo un accenno e un rinforzo rispetto al tema che fa da punto cardine dell'intera settimana di incontri e confronti, e il tema è appunto riassunto nel nostro titolo, ovvero Educhiamoci, io sono come tu mi guardi, a sottolineare l'importanza dello sguardo che noi portiamo nei confronti delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, e quindi l'importanza del ruolo e della responsabilità educativa da parte di noi adulti, educatori, genitori, insegnanti o quant'altro. È qui con me in studio, e la ringraziamo per la sua presenza e il suo contributo sempre attivo, l'assessore Antonella Caldart alle politiche scolastiche, a cui lascio subito la parola. Buon pomeriggio anche da parte mia. Siamo ancora una volta a Vittorio Veneto, che come avete visto dallo stacchetto iniziale è una città accogliente, ricca di storia, cultura, musica e tradizioni. È una città immersa nel verde. Noi siamo circondati da bellissime colline, abbiamo degli ampi spazi verdi all'interno della città, parchi e giardini. È cioè una città dove naturalmente i bambini possono vivere e crescere in modo sano e adatto a loro. Proprio per questo, come amministrazione comunale, cerchiamo di pensare e garantire spazi e occasioni di crescita sia per le famiglie, quindi per coloro che in primis sono gli educatori di questi bambini, e poi anche per le stesse bambine e bambini. Da qui nasce quindi l'iniziativa delle giornate per l'educazione di questa settimana, che mirano proprio a formare gli adulti affinché diventino educatori consapevoli e preparati, e d'altra parte pensiamo anche a spazi adatti ai bambini. Abbiamo sentito dai numerosi interventi di questi giorni come lo spazio dove un bambino deve crescere, può e deve crescere, debba essere adatto a lui. Ed è per questo che oggi desidero presentarvi uno degli spazi che noi mettiamo a disposizione dei più piccoli, che è il nido comunale. Una bellissima struttura adatta evidentemente ai bambini, dove trovano spazio e luogo e anche educatrici pronte proprio a farli crescere. La parola chiave del nostro nido è luogo di stimolo. Quindi stimolare i bambini è il mantra che un po' ci accompagna. Come stimoliamo noi i bambini? Lo facciamo nella routine quotidiana, quindi dando ai bambini proprio questo senso che dà loro anche sicurezza, come ci hanno ripetuto gli esperti di questi giorni, con degli orari ben precisi. Il nido è aperto dal mattino fino al tardo pomeriggio. Diamo loro poi quei servizi che servono a diventare grandi, e a diventare grandi anche sviluppando la propria intelligenza. Abbiamo sentito come stimoli, quali per esempio la corretta alimentazione, sia importante per la crescita non solo fisica ma anche del cervello, della mente del bambino. Altrettanto importante per lo sviluppo proprio mentale del bambino è la socializzazione, e non solo quella con gli adulti che magari possono trovare all'interno della propria famiglia, ma soprattutto quella con bambini, con i loro pari. Quindi al nido i bambini stanno con i loro pari, imparano ad interfacciarsi con altri bambini e altre bambine. Al nido i bambini poi hanno servizi come attività di gioco, di cui parleremo anche oggi, attività di socializzazione in senso ampio, quindi movimento per esempio. Ieri abbiamo sentito quanto il movimento stimoli l'attività cerebrale dei bambini. Ecco, quindi un luogo che noi abbiamo pensato proprio per favorire la crescita sana dei bambini. Ovviamente tutto ciò è possibile
solo se attorno ai bambini ci sono educatrici preparate. Ed è per questo che un altro mantra del nostro nido è la formazione delle nostre educatrici. Noi ospitiamo fino a 65 bambini, abbiamo attualmente 13 educatrici che vengono formate e che si formano perché ne sentono anche loro naturalmente il bisogno. L'abbiamo fatto, lo fanno in questi giorni, anche in questa settimana, partecipando ad alcune di queste trasmissioni. L'hanno fatto recentemente, lo stanno facendo in un bellissimo corso che aiuta proprio a sviluppare la creatività con una società che si chiama Altisensi. L'hanno fatto anche prima della pandemia con attività di psicomotricità con il metodo Couturier, di cui probabilmente sentiremo parlare anche oggi. Ecco, quindi con queste così pillole di ciò che noi stiamo pensando, stiamo facendo per i bambini, vi lascio volentieri alle suggestioni dell'ospite di oggi e vi auguro un buon pomeriggio. Grazie ad Antonella Caldart per la sua presenza e la testimonianza e il racconto anche di quanto viene realizzato nella nostra città di Vittorio Veneto e anche per questa sottolineatura degli ampi spazi e opportunità, come avete visto anche nel video di presentazione, in cui i bambini possano giocare. Il gioco è già stato sottolineato ampiamente da molti relatori, come ha ben detto l'assessore, anche nelle giornate precedenti. In particolare abbiamo sentito il professore Riverio sottolineare con forza l'importanza del gioco e oggi questo sarà esattamente il nostro tema. Prima di presentare la relatrice della giornata, facciamo un saluto anche alla nostra ospite in sala. Ci viene una battuta, Martina, perché sei l'ospite in sala Travaglio. Ecco, ci teniamo a dirlo chiaramente nei tuoi confronti perché Martina è una delle anime di questo festival, anche se non l'avete mai vista e io tento in alcuni casi indegnamente di sostituirla perché avrebbe dovuto essere seduta qui a condurre gli incontri come quello di oggi, ma è prossima a un evento molto importante, quindi oltre a essere psicologa e psicomotricista è anche mamma e a breve lo sarà ancora di più, ma noi siamo veramente molto contenti di averla collegata con noi. Ciao Martina. Grazie, grazie Marco, buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Tina naturalmente ci darà anche un contributo e quindi le lasceremo la parola al termine dell'intervento della nostra relatrice di oggi. Relatrice di oggi a cui do il benvenuto e che vi presento, a breve la vedrete, si chiama Lorella Moratto, eccola qui, benvenuta Lorella Moratto, che ci accompagnerà nell'incontro di oggi che si intitola Il gioco libero e spontaneo del bambino, fattore di maturazione della sua persona. Giocare sembra banale, ma non lo è. Ecco, questo sarà il tema di oggi. Lorella Moratto è specialista PPA, cioè pratica psicomotoria Couturier, nonché formatrice riconosciuta della Scuola Internazionale Couturier e ci racconterà non solo di quanto il gioco sia fondamentale per lo sviluppo del bambino, ma anche di come l'adulto che gioca con il bambino nel senso più ampio del termine e interagisce con lui fin dal principio della vita, abbia un ruolo importantissimo nel determinarne la sicurezza futura e la crescita armoniosa. Quindi vi lascio in compagnia della dottoressa Moratto, a cui lascio immediatamente la parola. Buongiorno a tutti e a tutte e grazie di questo invito. Sono molto felice di essere qua con voi oggi. Incomincio il mio discorso partendo dalla frase che IAM ha nella pagina di inizio di questa bella e importante iniziativa. Io sono come tu mi guardi. Io sono come tu mi pensi, perché lo sguardo chiama al pensiero e di conseguenza potremmo anche tradurla come sono come tu mi dai la possibilità che io sia, perché lo sguardo riconosce o non riconosce un bambino, quindi il come fa la differenza. E se tutti gli adulti tenessero a mente questo quando si occupano di bambini, veramente avremmo una società capace di formare le persone. Perché il bambino di oggi è l'adulto di domani
e come il bambino è pensato, guardato, riconosciuto o meno, fa testo rispetto alla formazione della sua persona. L'adulto di oggi ha una responsabilità formativa verso il bambino che certo ha delle potenzialità, ha un bagaglio genetico, ha una storia, ma il suo divenire dipende molto dalle condizioni che incontra. Quindi la qualità dello sguardo che noi teniamo su di lui corrisponde al pensiero e alle intenzioni che manifestiamo verso la sua persona. E dobbiamo quindi chiederci che cosa gli chiediamo di essere e di fare. Oggi siamo in un'epoca che è dominata dalla performance, dal risultato veloce, preciso e senza margini di errore. E il bambino soffre di questa incuranza verso la sua creatività, che lo fa essere una creatività che nell'epoca tra i 2 e i 6-7 anni di età lo fa essere molto fantasioso, suscettibile dello sguardo altrui e creatore dell'assurdo. Certo, perché è un'assurdità pensare che una sedia si trasforma in un camion e che lui la guida. È un'assurdità per l'adulto che il bambino si mette le scarpe del genitore per provarsi grande. Ed è altresì un'assurdità, se ci pensiamo, che il bambino più piccolo giochi continuamente a distruggere la torre preparata dal papà e attenda che egli la ricostruisca per continuare a distruggerla. Queste sono delle assurdità se però l'adulto è incapace di comprendere il bambino, perché in realtà è la forma che prendono le sue emozioni, i suoi pensieri, la fantasia che egli tiene su di sé, sull'altro e sul mondo esterno. E questo gli permette di crearsi la sua dimensione affettiva. La sua dimensione affettiva che è costituita da un legame tra il suo interno, quindi le sue emozioni, i suoi affetti, e il mondo esterno. C'è una psicanalista argentina che si chiama Liliana Revuelta che dice: il gioco prepara la realtà, aiutando il bambino a gestire l'angoscia di fronte al nuovo. Io direi a gestire l'angoscia di fronte alla mancanza dell'altro. Perché è vero che un bambino nasce immaturo e ha bisogno assolutamente di almeno una persona al mondo che prenda cura di lui, della sua esistenza, del suo divenire, dei suoi bisogni primari, delle sue emozioni e della sua mente. Ma è vero che procedendo nella sua evoluzione il bambino incontra la mancanza, incontra il fatto che l'adulto non è sempre là come lo era quando egli si trovava in grembo. Quando un bambino nasce, piano piano fa i conti con la mancanza e allora il gioco aiuta il bambino a far fronte alla mancanza. Dal punto di vista psicomotorio, e soprattutto dalla parte della pratica psicomotoria Couturier, io sono una psicomotricista, sono formatrice in pratica psicomotoria Couturier, quindi è chiaro che io vi porto questo tipo di contributo. Dal punto di vista della pratica psicomotoria Couturier, le situazioni in cui il bambino vive una certa mancanza lo inducono a cercare dentro di sé. Certo, un limite, una mancanza che non è troppo esagerata rispetto
alla sua capacità di sostenerla e lo fa tornare dentro di sé per cercare risorse, cioè per cercare le tracce di presenza dell'altro che gli permettono poi di far fronte a questo vuoto, a questo piccolo vuoto. Non è una ricerca cognitiva e razionale. Non è che il bambino dice adesso torno dentro di me a cercarmi le sensazioni e le emozioni piacevoli vissute con la mia mamma e col mio papà perché questi non sono qua. Non è così razionale. Quando sono piccoli è qualcosa che avviene in maniera senza saperlo, è qualcosa che si svolge a livello inconscio. E il bambino cerca sensazioni di piacere e di trasformazione delle emozioni che ha condiviso prima con questi adulti importanti per lui. E desidera ritrovarle. Ecco, il punto del gioco è questo, è che il bambino cerca mezzi per rispondere al suo desiderio di ritrovare l'altro in sé. Chi lavora al nido, le educatrici, ma anche le insegnanti della scuola dell'infanzia, ma anche i genitori, se hanno il tempo di ascoltare i loro bambini, sanno bene, tutti questi adulti sanno bene quanto il bambino desideri giocare senza che l'adulto dia troppe regolamentazioni. Quanto vivo è il bambino quando gioca, quando crea, quando inventa, quando con 2 scarpe e un tessuto ti metti in scena qualche cosa che è per lui fondamentale. Quindi la mancanza aiuta il bambino a diventare attivo, lo fa diventare protagonista di soluzioni e costruisce, lo aiuta in questa dinamica di mancanza e ricerca dentro di sé, lo aiuta a costruire la sua sicurezza interna profonda. Allora, il punto cruciale del gioco è la questione del simbolico. Cioè, il bambino, attraverso un altro mezzo, i materiali che incontra, dà a questi materiali, a questi oggetti, dei significati che gli presentano quella cosa che ha in mente senza che quella cosa sia là veramente. Quando dicevo all'inizio, prende la sedia, la mette a terra e la fa diventare un camion, non c'è presente il camion vero. C'è la presenza di un materiale, di un oggetto che ha dei caratteri fisici un pochino simili e che il bambino sfrutta per dar corpo all'immagine che tiene nella sua mente e alle sensazioni che tiene nella sua mente, perché un bambino che guida il camion ha di sicuro un'esperienza affettiva emozionale con quel guidare il camion che spesso è quello di suo papà. È come se lui ritrovasse il suo papà che sa essere autista di camion. Allora, nel titolo di oggi, e dovrei fare schermo condiviso, attendete un momentino. Martina, dimmi se è corretto. Sì, si vede. Ok? Va Ok. bene? Ok, sì. Allora, gioco libero e spontaneo del bambino, ma se permettete io divido
perché libero e spontaneo nella pratica psicomotoria Couturier non sono proprio sinonimi. Gioco libero, e ve ne parlerò, gioco spontaneo, e ve ne parlerò. E in questa slide vi ho messo una sequenza di immagini che, per chi conosce la pratica psicomotoria o Couturier, particolarmente quella educativa, potrà riconoscere nella struttura spazio-temporale della seduta, con tutta la parte del primo tempo costituita di questo investimento del corpo con gli oggetti, con i materiali nello spazio, e gradualmente verso una rappresentazione che avviene attraverso altri mezzi. Quindi il giocare a disegnare, giocare a creare, giocare anche a parlare. Gioco libero. Allora, è il primo punto fondamentale da trattare, perché il gioco libero è il primo mezzo che alimenta un sentimento di sicurezza nel bambino. La libertà di azione, le condizioni di sicurezza fisica perché ci sia libertà di azione, permettono al bambino sin da piccolo di prendere padronanza del suo corpo, del suo agire e quindi anche del pensare. E qui mi riferisco per esempio anche a delle immagini che l'assessore prima ha portato attraverso il contributo sull'asilo nido, all'importanza della qualità dello spazio e dei materiali che permettano ai bambini, in ordine all'età di maturazione che tengono, di poter creare esperienze di sviluppo, esperienze di esplorazione e di sperimentazione, adatte ognuno alla propria qualità di maturazione, ma altresì per la famiglia, perché gioco libero è ai primordi, quando il bambino comincia per esempio a gattonare, è trovare la possibilità di agire l'andare a carponi in uno spazio sufficientemente grande, che non può essere quello del box. Quindi il piacere di agire è prima di tutto attraverso il movimento, ed è il movimento che permette al bambino di sviluppare il gioco. Libero quindi perché è garantito dall'adulto che il bambino possa intenzionare lo spazio, gli oggetti, anche le relazioni. Certamente questa garanzia è data dalla qualità della presenza dell'adulto, l'educatore, il genitore, e particolarmente per il genitore giocare col bambino, e questo è un punto che per me è molto importante lavorando tutti i giorni con molti genitori. Giocare con un bambino non è essere come lui. Giocare con un bambino da parte del papà, da parte della mamma, certamente necessita del piacere dell'adulto. Il bambino sente se l'adulto è là con la mente, con il cuore, con il corpo, e sente quanto l'adulto fa pieno dentro di sé di belle e piacevoli sensazioni condivise con il bambino stesso. Però non è alla pari del bambino. Non è alla pari del bambino, e lo dicono bene bene quei papà che giocano tanto alla lotta con i loro figli, maschi ma pure femmine, perché quando si abbassano troppo all'altezza del bambino,
il bambino batte, li batte e la reazione dell'adulto è tornare enormemente troppo adulto tutto in un colpo solo, chiudendo il gioco. Allora, se l'adulto è come un bambino, il bambino non può giocare, perché non ha la garanzia di un adulto che gli dà delle condizioni di sicurezza e di contenimento. Però certamente ha bisogno di un papà e di una mamma che creano situazioni di gioco con lui. E oggi abbiamo un problema. Ed è un problema serissimo. Il problema è che l'adulto di oggi fa fatica a tenere la mente là col bambino. Io invito IEM in futuro a creare delle iniziative su questo tema, perché tenere la mente là col bambino oggi è difficilissimo. Uno, perché l'adulto ha un sacco di questioni da tenere a bada. Due, perché siamo nell'era dell'eccezionale tecnologia che ci fa fare 3 cose in un colpo solo, ma il bambino invece ci chiede di essere là unicamente per lui. Personalmente, lavorando con bambini e lavorando con i genitori, trovo che questo oggi è il problema più importante. Ce n'è anche un secondo, poi ci arriveremo meglio, ma ve lo annuncio, che è la difficoltà del genitore di stare con un bambino che gli dice che è arrabbiato, che ha delle emozioni negative, che non accetta il limite. Sono queste le due grandi questioni degli adulti di oggi, particolarmente dei genitori. Tenere la mente là nell'agire e riuscire a stare con un bambino, con un figlio che ti manifesta tutta l'emozione negativa e il dolore perché ha ricevuto una frustrazione, perché il suo desiderio non è stato totalmente corrisposto. Allora, libertà di agire e gioco libero non è far quello che si vuole. Non è gioco libero poter salire sulla credenza e saltare per fare Spider-Man. Ci sono dei limiti in casa ed è bene che i bambini li abbiano. Però il genitore attento con un bambino di 3-4 anni che è nel pieno dell'esuberanza, che è nel pieno del gioco magico del voler essere come i supereroi, troverà delle soluzioni aggiustate perché il bambino possa giocare, dando anche dei limiti. E d'altra parte il nido e la scuola dell'infanzia debbono preoccuparsi nel loro progetto pedagogico educativo che sia garantito il gioco libero del bambino, ma non come scarto dopo l'attività impegnativa. Non è uno scarto. Il gioco libero, quindi la libertà di iniziativa con gli oggetti, con il materiale, nello spazio, è permettere al bambino di costruirsi il suo pensiero, di simbolizzare e di arrivare anche a fare delle congetture, dei progetti e di avere delle preconcezioni su come funziona la realtà e su come funzionano i processi, a partire dal gioco.
Il bambino quindi deve avere dei limiti contenenti, ma anche delle condizioni che supportano la sua iniziativa e la sua progressione di azione. Perché voi osservate che nel gioco il bambino procede un po' per associazione. Allora una cosa tira l'altra, da una cosa gliene viene in mente un'altra, quindi supportare lo sviluppo, l'espansione dell'azione del bambino e poter ricevere uno sguardo che conferma la libertà di agire e di giocare è per il bambino fondativo della sua sicurezza, che lo vedrà da più grande capace di agire da solo, sicuro della presenza dell'altro in sé. Questo è un altro concetto legato a quanto vi dicevo prima. Cosa significa presenza dell'altro in sé? Perché è quella che fa muovere il gioco. È la presenza dell'altro in sé che fa muovere il gioco. Allora, cosa vuol dire presenza dell'altro in sé? Vuol dire che il bambino ha potuto vivere fin dall'inizio della sua vita delle sensazioni e delle emozioni positive di piacere partecipate con la sua mamma e il suo papà. Ma per i piccoli bambini al nido, anche con l'educatrice. Oggi abbiamo dei bambini che restano al nido tantissime ore, tantissimo tempo, molto più di quello che vivono a casa col genitore. Col genitore vivono il verso sera e la notte, ma le ore della vita le vivono al nido. Molti bambini, per questioni lavorative dei genitori. Allora, se quei bambini possono vivere delle emozioni partecipate e condivise veramente con l'educatrice, costruiscono presenza dell'altro in sé. Quindi, l'aver vissuto sensazioni ed emozioni positive partecipate coi suoi genitori, con la mamma, col papà, con l'educatrice, tanto da poter pensare ciò che non è più là. Perché se un bambino ha vissuto tanto di questo piacere condiviso, ce l'ha dentro. Gli viene nella mente, gli viene nel corpo, al punto tale che ce l'ha anche se la mamma e il papà non sono più là con lui. Ma il bambino tiene il desiderio, quindi la speranza, di ritrovare il papà e la mamma attraverso soprattutto il ritrovare le sensazioni buone, positive, di piacere vissute con loro. E come fa? Come fa a trovare tutto questo? Lo fa attraverso il gioco. Allora, le educatrici del nido conoscono bene i giochi da riempire, dello svuotare, del costruire, del distruggere, del riunificare e del disperdere. Tutti giochi che si fondano su una matrice unica, presenza-assenza. C'è, non c'è. C'è, non c'è. Ma questi giochi li conoscono anche i genitori, perché i genitori a casa sanno bene quanto i bambini fanno questo gioco di riempire e di svuotare addirittura con i cassetti della cucina, coi vari contenitori disponibili, e sono là molto concentrati in questi giochi e hanno molto piacere se i genitori condividono. Chiamavo prima in causa, tra virgolette, l'assurdità di papà che costruisce e del bimbo che distrugge, e del piacere che il bimbo vive
nel giocare ad abbattere la torre, purché papà condivida questo piacere, perché se papà invece è molto arrabbiato perché gli viene distrutta la sua torre, comprendete bene che quello che arriva al bambino non è certo un piacere condiviso, da cui una traccia non tanto di affetto, di piacere, ma di affetto, di dispiacere. Quindi conoscete questi giochi che hanno un valore simbolico perché sono rappresentativi dell'esserci e del non esserci. E il bambino gioca e rigioca perché gioca la presenza e l'assenza. E più in là sapete bene che i giochi si rendono più complessi, quindi i bambini giocano per esempio a impersonare dei personaggi potenti, onnipotenti, personaggi che sono un po' l'identificazione con l'umano che conoscono, personaggi che amano agire per poter mettere dentro forza, capacità, per poter mettere dentro di sé ciò che è dell'adulto. Quindi ancora una volta riempirsi di presenza dell'altro in sé. Avere l'altro in sé significa poter costruire la propria autonomia, cioè il proprio poter stare da soli un domani. Un bambino è veramente autonomo e capace di fare da solo, e questo noi lo vediamo dai 5 anni in su, quando ha costruito dentro la sua rete di relazioni importanti e la sua sicurezza, a partire dalla qualità di relazione vissuta con l'altro. Allora, è un paradosso, perché per riuscire a stare da soli bisogna aver vissuto e aver dentro l'altro in sé. È un paradosso, però questo è un paradosso che costruisce il sentimento di speranza, che è fondamentale per la salute psichica ed emozionale del bambino. E sapete che il sentimento di speranza ha a che fare con il sentimento del futuro, cioè sentirsi nel futuro, nella possibilità di agire dopo, domani, quindi in una continuità di sé nel tempo. Il gioco libero aiuta questo fondamento della maturazione del bambino e deve appartenere allo statuto pedagogico dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia, ma io oserei dire anche della scuola primaria, particolarmente il primo anno della scuola primaria e pure il secondo. Attività dove il bambino può agire liberamente, delle proposte che gli permettano di interpretare con la sua iniziativa e creare, perché oggi al bambino manca questo. È pieno di un sacco di oggetti, di un sacco di proposte strutturate, di un sacco di cose pensate dall'adulto, ma gli mancano le occasioni, non una all'anno, occasioni che si ripetono con frequenza, dove può intenzionare il mondo esterno, a partire dal suo, verso l'altro, non a partire dall'altro verso sé unicamente. Allora, questa sicurezza che il bambino ricava dal gioco libero riguarda assolutamente l'attitudine dell'adulto, cioè è una sicurezza ed è una libertà di agire che si fonda su alcuni caratteri di come l'adulto è per il bambino e
ne nomino alcuni. Allora, la prima cosa, come questo bambino è stato confermato da piccolo, fin da piccolo, quindi fin da quando ha iniziato a muovere mani e piedi verso il mondo, nella sua azione e nella sua intenzione. Confermato vuol dire intanto compreso e accolto. Come è stato tenuto nella mente del genitore? Perché il gioco libero è possibile se nella mente del genitore questo gioco libero ha senso. Se non ha senso, diventa banale e il banale crea insicurezza nel bambino. Ancora, come è stato concepito il bambino nel suo agire? È stato compreso nel legame che c'è tra corpo e mente o è stato guardato unicamente per il suo comportamento? Perché se il comportamento viene slegato dal corpo e dalla mente e dalle emozioni, ciò che ne risulta è qualche cosa che non ha niente a che vedere col senso, è qualche cosa di superficiale. È come se tagliassimo il bambino in tante fette, quella del comportamento. Dietro il comportamento c'è il senso, dietro il senso ci sono le emozioni, dietro le emozioni c'è come un bambino sta con se stesso e con l'altro. Ancora un altro elemento. Come è stato aiutato questo bambino a trovare un certo sollievo e a contenere la disperazione nelle varie situazioni quando ha vissuto dei limiti e delle rinunce. E questo c'entra molto anche con il gioco, perché ci sono dei momenti anche che non sono di gioco. Quando si mangia, quando si va a dormire, quando si va alla toilette, quando ci si lava i denti, quando si mettono i calzini, le scarpe, i vestiti e tanto altro, sono dei momenti che sono di condivisione, ma non sono del gioco, perché se arrivano a essere del gioco, il bambino non è aiutato a tenere la mente là. Il bambino è sviato. Allora, c'è gioco libero, c'è relazione contenente che è capace gradualmente di dare al bambino delle differenze. Perché il gioco libero, dicevo prima, non è far quello che si vuole, è avere un tempo, è avere uno spazio, è avere un contenimento che permette al bambino di desiderarlo. Non c'è desiderio se il bambino è lasciato a fare tutto e dappertutto. Il desiderio ha a che fare col limite e il limite serve per crescere, per evolvere. Un altro elemento è come questo bambino è stato aiutato a prendere confidenza col suo corpo e col suo agire. Confidenza, confidare, fidarsi di sé, sentirsi nel corpo, percepirsi nell'azione, e questo avviene evidentemente all'interno della qualità della relazione.
Il gioco libero permette al bambino di scoprirsi e di scoprire l'altro, di affermarsi come persona, di pensare, di dare significato agli oggetti e ai materiali che incontra e di creare dei progetti. Le più belle conquiste di un bambino e il livello anche della sua maturazione non si vedono nell'attività strutturata, si vedono nell'attività libera, perché là, proprio nella sua libertà di creare, si comprende quanto ha integrato e anche quanto ha imparato. Penso anche a bambini più grandi, 6, 7, 8, 9, 10 anni di età, in certe attività libere, voi osservate come hanno integrato le regole, come hanno integrato le conoscenze, che tipo di pensiero mettono in atto, se più concreto, se un po' più operatorio, se un po' più verso l'astratto, e come concepiscono una relazione allargata. È l'attività libera che permette di constatare, non l'attività troppo strutturata. Certo che servono anche le attività strutturate, però la vera integrazione nel bambino la osserviamo nella sua libertà d'azione. Io sono un po' fissata, se volete, con la faccenda del comportamento, perché osservo molti approcci lavorare unicamente il comportamento. Ebbene, che cosa si osserva? Finché il bambino è allenato, impara come comportarsi. Basta che ci sia una lunga vacanza e il bambino perde quanto ha preso. Non è appreso, quanto ha preso. Allora io sono un po' scettica sull'allenare al comportarsi, perché non è un servizio che si fa alla maturazione della sua persona. È un servizio che si fa agli adulti che vogliono un bambino che stia fermo, che faccia secondo le aspettative e che non dica troppo il suo pensiero, perché potrebbe sbaragliare e rivoluzionare quello degli adulti. Se la famiglia e la scuola trovano le migliori soluzioni per garantire questa libertà, in un quadro però che garantisce il tempo, lo spazio, la sicurezza fisica, donano al bambino la possibilità di esercitare le sue potenzialità, di esprimersi e di comunicare. Il gioco libero allora è nei vari luoghi, compresa la natura, ove egli agisce secondo la propria iniziativa, ma dentro un quadro dato dall'adulto. Per i bambini più grandi, penso a bambini della scuola primaria e a ragazzini, che cosa si osserva? Si osserva che dopo un'attività che ha richiesto uno sforzo, un impegno, un'attenzione selettiva e sostenuta, si osserva che il bambino ha bisogno di poter investire liberamente, di giocare liberamente, di creare liberamente, di parlare liberamente. E questo perché concorre a un processo di omeostasi tra tensione e distensione. Quindi riguarda proprio un processo che aiuta e sostiene la salute anche mentale del bambino, perché un bambino stressato e forzato non conquista armoniosità. Chi lavora con i bambini della primaria, a mio avviso, dovrebbe tenere una certa accortezza
di questi ritmi di tensione e il bisogno poi di distensione. E se invece parliamo di gioco spontaneo, dobbiamo addentrarci in un altro modo. Ci sono certamente delle affinità, perché il gioco è spontaneo perché è libero, non c'è verso, ma non è detto che sia libero quindi spontaneo, perché un gioco è libero in presenza di differenti materiali, anche per esempio nel giardino della scuola il gioco è libero, ma non necessariamente non ci sono materiali poco strutturati. Di solito ci sono materiali strutturati. Quindi il bambino inventa, certo, perché il bambino ha un bagaglio, un magazzino enorme, ma non necessariamente tocca quella che si chiama memoria implicita, che nel gioco spontaneo invece è fondamentale. Il gioco spontaneo è stato studiato moltissimo dal professor Couturier, che voi sapete essere autore della pratica psicomotoria Couturier. Egli dice in un seminario del 2016: è talmente importante il gioco spontaneo del bambino. Tramite esso il bambino sviluppa il suo proprio psichismo. È questo il punto fondamentale da ritenere. Ed oggi tutto viene fatto perché il bambino non possa arrivare a giocare spontaneamente. C'è attualmente una perdita delle condizioni naturali dello sviluppo del bambino. Si artificializza tutto. E questo è un punto importantissimo. Il gioco spontaneo è la possibilità per cui il bambino incontra materiali non troppo strutturati, e voi sapete che la sala di pratica psicomotoria Couturier è fornita, qua vi ho messo, li riconoscerete senz'altro, ma li vedete anche dietro di me, questi materiali, questi cuscinoni, che sono dei materiali eccezionali perché si prestano a una miriade di possibilità di investimento da parte del bambino. Investimento del corpo a corpo. Quindi tutto ciò che il bambino vive, spingendo, cadendo, aggrappandosi, sormontando, verticalizzandosi, cadendo in profondità nel corpo a corpo con questi materiali. Ma questi materiali si prestano anche a costruire, quindi permettono al bambino di creare, per esempio, dei contenenti, degli involucri, che poi lui va a chiamare casa, tana, cuccia, il profondo del mare piuttosto che altro. Quindi creare qualche cosa che ha un corpo un po' meno investito dal suo corpo diretto. Materiali strutturati che non hanno tanti artifizi, tante particolarità, sono semplici e hanno le caratteristiche fisiche che sono simili a ciò che il bambino ha incontrato nei suoi primissimi anni di vita. Il contatto, la duttilità, il poter afferrare, il poter lasciare, il poter spingere senza che questi materiali vengano rotti. Cioè il bambino può giocare a far di tutto, ma l'oggetto resta intero.
Allora, nel gioco spontaneo questo è fondamentale. Perché? Perché con questi materiali il bambino vive delle sensazioni di cui egli ha già traccia nella sua memoria implicita e le può rivivere a livello simbolico. Gioco spontaneo è legato alla dimensione simbolica ed ecco perché la pratica psicomotoria, perlomeno sicuramente, ve lo do per certo, perlomeno quella di Bernardo Couturier, non è possibile farla in giardino, perché servono delle condizioni che garantiscano la dimensione simbolica attraverso cui il bambino sviluppa il suo proprio gioco spontaneo. Non c'è verso, ve lo dico a nome di Bernardo Couturier. Il gioco spontaneo quindi si svolge in un luogo, in uno spazio preciso, ritrovabile. È diverso dal gioco libero. Il gioco libero può avvenire in tante situazioni, dove il bambino ha la possibilità di muoversi, di agire col corpo, di investire i materiali, di cambiare, di liberare l'emozione. E permettetemi di andare a questa seconda slide. Ho voluto comporla così, perché io resto sempre molto colpita dalle emozioni che i volti di animali, di umani, che i bambini disegnano spontaneamente, i volti e l'espressione emozionale che questi rivelano. Guardate questi 4 disegni, sono fatti tutti e 4 dallo stesso bambino. Guardate la composizione del volto, l'espressione nella combinazione occhi-bocca, come è gettata là l'emozione, è rappresentata immediatamente. E nella sala di pratica psicomotoria, nel gioco spontaneo, questa è peculiare. È peculiare e l'adulto deve essere formato a coglierla per accoglierla. Devo coglierla, quindi devo conoscerla per poterla accogliere e per permettere al bambino di rappresentarla. Perché rappresentarla è rappresentarsi in una sfaccettatura di emozioni. Questo è un bimbo che si chiama Ahmed. E io sono colpita, ma osservando poi tanti altri bambini, credo che le insegnanti della scuola dell'infanzia hanno un patrimonio nel loro vedere i bambini creare, un patrimonio di emozioni rappresentate. Se queste non toccano l'umano dell'adulto, il bambino non è nella condizione di essere protagonista di gioco spontaneo. Perché il gioco spontaneo tocca direttamente l'immaginario del bambino. È pulsionale, è diretto, è vivace, è pieno, è forte, è diretto. Quindi peculiare è la presenza di un adulto capace di avere uno sguardo di accettazione, di comprensione, di valorizzazione delle azioni del bambino. E per garantire gioco spontaneo è necessaria una formazione, perché il gioco subbuglia l'adulto. La repentinità dei bambini
subbuglia l'adulto, può turbare l'adulto e serve una formazione ad accogliere la pulsionalità, ad accogliere la repentinità e qualche volta ad accogliere anche l'immobilità, perché c'è anche l'altro opposto. Quindi serve un luogo dove il bambino fa, disfa, rifà, dove il bambino crea e si rappresenta a contatto con le sue proprie emozioni. È un mezzo di eccezionale maturazione per il bambino, perché gli permette di ripescare nel proprio immaginario la storia vissuta e di ripresentarla attraverso altri mezzi. Allora, voi mi direte che mi ripeto su sta faccenda, ma io mi ripeto consapevolmente. Perché? Perché questa faccenda di presentare attraverso altri mezzi, che vuol dire rappresentare, è una questione fondamentale per lo sviluppo della dimensione simbolica, che è la funzione importantissima coinvolta nell'apprendimento, nella socializzazione. Quindi il gioco è in linea diretta con l'apprendimento, con la socializzazione, con l'autonomia, con tutte le funzioni future che implicano lo sviluppo del bambino tra la prima infanzia, la seconda infanzia e la terza infanzia. Gioco spontaneo è circolazione di affetti di piacere e di dispiacere, che prendono forma attraverso i materiali e particolarmente nel passaggio, secondo la pratica couturier, tra il tempo del corpo investito tutto con i materiali e il tempo in cui il corpo si ferma per dar forma attraverso il disegno, la costruzione, la creazione con altri mezzi. Questo passaggio dei due tempi è fondamentale e permette l'evoluzione del bambino. Un ultimo pensiero, poi Martina lascio spazio a eventuali commenti, riflessioni. Allora, i videogiochi sono concepibili nella sfera del gioco libero e spontaneo? No. No. Perché essi, e lo dicono degli studi ormai chiarissimi, inducono alla dipendenza. Gioco libero e spontaneo induce all'autonomia. I videogiochi inducono alla dipendenza attraverso un soddisfacimento immediato e lasciano il bambino nell'intolleranza dell'attesa. Sono una forma di gioco che crea nuovi sintomi, chiaro, se esercitati in tempi che sono inassumibili, se non sono dosati dall'adulto, se non sono pensati dall'adulto e se sono usati come babysitter, come luogo dove lasciare i bambini, perché così stanno buoni e sono belli e sono bravi. Sono forme di gioco che creano nuovi sintomi e ho osservato negli ultimi 2 anni particolarmente, ci sono neuropsichiatri e psicoterapeuti, ma parecchi neuropsichiatri, quando fanno la relazione di dimissione per una consultazione, scrivono di limitare l'uso del tablet e dei videogiochi. Si è arrivati ad avere dei professionisti che lo dicono a chiare lettere ai genitori.
tablet, cellulare e videogiochi. Lasciano una sovraeccitazione sensoriale che scollega la mente dal corpo e stimola una dipendenza fortissima, una dipendenza al visivo che sovraeccita le sensazioni. E il bambino vuole e vuole e vuole ancora. Certamente oggi il bambino se ne appropria perché va al compleanno, va da un amichetto, la Wii piuttosto che il tablet, piuttosto che il cellulare, fanno da padroni spesso nelle varie situazioni. Però i genitori e gli educatori, e dico gli educatori perché ci sono delle scuole dove tablet, televisione e compagnia bella sono utilizzate dagli educatori durante l'orario scolastico. Educatori e genitori devono dosare il tempo e non sostituire l'azione umana con il mezzo tecnologico, per esempio nel racconto della storia. La storia al bambino ha bisogno di essere raccontata dalla mamma, dal papà, dall'educatore, che hanno voce, che hanno espressione, che hanno viso, che hanno gestualità, non dal tablet. Per esempio il racconto di una filastrocca, di una canzone, il disegnare spontaneamente, non stampare le schede, cavarle fuori da internet, stamparle e colorare dentro, pensando che il disegno del bambino è colorare un prestampato. Il disegno del bambino è una rappresentazione di sé, che funziona come il gioco agito. Rappresenta, quindi prende da dentro e porta fuori e dà forma. E anche nell'imparare come funzionano le cose nel mondo, perché è vero che internet è una grande, enorme enciclopedia, ma io penso che se i bambini conoscono come sono gli alberi, come è fatta una gallina, come sono i sassi, come procedono le formiche, e se i bambini sono lasciati in giardino a goder di scavare, di cercare la famosa acqua, come in spiaggia amano scavare per cercare l'acqua, formano un sistema di ricerca mentale, cognitivo, esplorativo che servirà loro nel futuro apprendimento come la benzina per la macchina. Eccoli qua. Mi fermo qua, Martina. Sì, benissimo. Grazie. Non so se Marco prima di me voleva dire qualcosa o se prendo la parola direttamente io. Avrei detto che passavo la parola alla dottoressa Martina Agnoli. Ah, ecco, perfetto. Allora, intanto, ovviamente grazie Lorella per questa panoramica sul gioco che si va ad aggiungere anche ad altre considerazioni che abbiamo sentito nei giorni scorsi. E da parte mia chiaramente un doppio grazie perché Lorella è una parte fondante per la mia formazione e la mia professione. Niente, io volevo solamente condividere due pensieri rispetto a quello che tu hai detto, anche alla luce di quello che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi con altri relatori. Quindi sono cose che tu hai già accennato, ma che magari possiamo precisare ancora un attimo. La prima è questa: se è possibile fare brevemente chiarezza rispetto all'uso del termine psicomotricità.
e cioè in particolare chiarire qual è la differenza tra la psicomotricità del bambino e la pratica psicomotoria, quale invece strumento per far progredire l'espressività motoria del bambino e quindi di fatto per sostenere la sua crescita e la sua maturazione anche psicologica. E poi un'altra breve considerazione che riprende un po' quanto sottolineavi rispetto al gioco, che non è uno scarto eh, dopo attività che consideriamo insomma più impegnative, ma che invece è un'attività già di per sé molto impegnativa se la intendiamo così come l'abbiamo intesa in questi giorni. Perché appunto abbiamo ribadito molte volte, grazie a tanti contributi, quanto il gioco sia trasformativo per il bambino, perché appunto lo trasforma nel cervello, quindi a livello molto profondo e neurobiologico, lo trasforma nelle emozioni, lo trasforma nella sua persona intesa proprio come unità di corpo e di psiche. E a patto appunto che vengano soddisfatte delle condizioni che sono state ben spiegate. Però noi, per esempio, come gruppo di lavoro che si trova a organizzare anche attività, faccio l'esempio dei centri estivi, che non hanno prettamente una finalità didattica che possiamo trovare magari nella scuola. Spesso ci troviamo in difficoltà a dover spiegare ai genitori che se i bambini non arrivano a casa con un lavoretto, un prodotto concreto che testimonia come in qualche modo hanno passato il tempo di quella giornata, non hanno perso tempo. Non è che quel giorno non è stato fatto niente o che l'adulto si è impegnato di meno perché ha lasciato più spazio al gioco del bambino. Quindi ecco, come possiamo rispondere anche quando, in modo molto semplice, quando ci vengono sollevate queste perplessità o mosse queste critiche, tra virgolette, critiche che ovviamente prendiamo come critiche costruttive, però ci piacerebbe insomma che anche tu potessi dare due parole per indicarci insomma la risposta più giusta. Io spero che fra i partecipanti ci sia qualche genitore, perché credo che questi discorsi che forse si può pensare molto per professionisti, in realtà io penso che dovrebbero nutrire, incuriosire i genitori. Parto dalla prima questione, Martina. Allora, la psicomotricità del bambino e la pratica psicomotoria couturier. Beh, intanto ogni bambino ha la sua psicomotricità. Cosa vuol dire? Ogni bambino ha la sua maniera di investire lo spazio, i materiali, le relazioni e, come dire, il tempo, nel tempo. Certo è che questa maniera, quindi la psicomotricità del bambino, la sua maniera di essere, dipende molto dalle condizioni che il bambino trova. E tutti noi sappiamo che a volte ci sono dei bambini che a casa si comportano in un modo e a scuola si comportano in un altro modo. Quindi la relatività della maniera di essere del bambino a partire dalle condizioni che incontra. Ma potremmo anche dire che ogni bambino ha la sua psicomotricità perché ha il suo legame tra mente e corpo, il suo proprio legame che appartiene alla qualità della sua storia. C'è un altro aspetto poi che si chiama psicomotricità ed è la disciplina, la grande disciplina della psicomotricità che con gli anni 60 ha avuto i suoi inizi, ha avuto degli influssi importanti da parte, per esempio, di attività come lo yoga, come
altre attività dove in qualche modo si privilegiava l'espressione libera del corpo e l'importanza di ciò che poteva venire dal corpo, ad oggi in Italia la grande disciplina della psicomotricità rischia di essere proprietà del sanitario, anche se è vero che esiste per fortuna dal 2013 il riconoscimento dello psicomotricista socio-educativo, che a mio parere dovrebbe essere valorizzato di più, e che lavora nelle scuole, nei centri privati, nei nidi e via. La pratica psicomotoria o couturier, allora, è un approccio preciso che ha un suo quadro di funzionamento, che ha dei costituenti chiarissimi che non si possono modificare a piacimento, nemmeno il Covid. Nemmeno il Covid ha modificato i caratteri precisi della pratica au couturier, perché non è possibile svolgere la seduta né in giardino né nel campo con le balle di fieno, pensando che così sia all'aperto, e no, non è possibile. Perché? Perché la pratica psicomotoria au couturier ha un quadro che prevede una sala precisa, che si fonda su un'attitudine precisa dello psicomotricista, che abbisogna di materiali e di un dispositivo, cioè di una maniera di far procedere la seduta precisa, altrimenti è un'altra cosa. Non so se è sufficiente. Sì, direi che è molto chiaro. Molto chiaro, e quindi quello che si può fare ovviamente in altri contesti può essere sicuramente importantissimo per lo sviluppo del bambino, anche proprio sulla base di quello che dicevamo, no, rispetto al gioco e alle sue innumerevoli possibilità che offre per lo sviluppo. Però lo dobbiamo chiamare insomma con il suo nome, altrimenti si rischia di fare grande confusione e di perdere di vista insomma anche la specificità di alcuni interventi di aiuto anche per il bambino, insomma. Voi immaginate in un cortile, certo si trovano molti elementi con cui il bambino crea dei significanti per avere dei significati, però cambiano. In sala i materiali devono restare quelli là. Il bambino deve trovare l'uguale per poter sviluppare il differente. Quindi è una pratica che salvaguarda la dimensione simbolica. Bernardo Couturier, che ancora oggi è molto attivo e grande ricercatore, a partire dal Covid non ha trasformato completamente il dispositivo spazio-temporale della seduta. Chi opera ha trovato degli accorgimenti, la diminuzione per esempio dei bambini in sala, ma non portato i cuscinoni in giardino. È un delitto. È un delitto. È un'altra cosa, come dicevi, È giustamente. un'altra cosa. Invece mi interessa molto la domanda ultima che tu hai posto. Allora, il lavoretto, che pareva si fosse estinto, in realtà sta tornando fuori. Ma sta tornando fuori perché i genitori domandano qualche cosa che indichi loro che cosa è stato, che cosa ha fatto il loro bambino quando loro non c'erano. Allora, è comprensibile dalla parte del genitore: chi è stato il mio bambino? Cosa ha fatto? Datemi qualche cosa perché io possa immaginarmelo. Se la guardiamo dalla parte del genitore è fondamentale, perché il genitore, magari un genitore che lavora molto, che è tanto via assente da casa e che ama il suo bambino, desidera sapere qualche cosa di lui quando non c'era la compresenza. Però se la guardiamo dalla parte del bambino,
Il bambino cosa dice al genitore? Fatti gli affari tuoi. Ho giocato, punto. La mette via così. Quindi poi il genitore si arrabbia perché dice: ma come, sei stato via 8 ore e mi dice che hai giocato? Il bambino la risolve così. Perché? Perché il genitore cerca di prenderlo e il bambino scappa. Il bambino scappa al genitore e in qualche modo è come se gli dicesse: lasciami del tempo e dello spazio perché io possa fare delle cose e costruirmi il mio dentro che ti dice che sto diventando una persona distinta e individuata da te. Allora, Martina, e a tutti, troviamo che c'è una cosa che si mette in moto all'insaputa di tutti e due, genitori e anche figli, ed è che tutto il desiderio del genitore di sapere e la risposta del bambino, che distanzia invece il genitore, è un processo fondamentale per la costruzione della separazione, dell'individuazione e del futuro pensiero critico. Perché pensiero critico, quando i tosi sono un po' più grandetti, è che io ti dico e faccio qualche cosa avendo pensato e con delle ragioni, quindi devo essere in asse con me stesso. Allora, è possibile aiutare i bambini a poter parlare di quello che fanno ed è possibile aiutare i genitori ad accettare che i bambini parlano quello che vogliono parlare e il resto se lo tengono. E magari i genitori scoprono qualcosa d'altro fortuitamente in momenti eccezionali e non quando vorrebbero assolutamente saperlo. È possibile che il prodotto sia qualche cosa che è dell'iniziativa del bambino e non qualcosa di artificioso fatto in serie? Cioè il bambino di 5 anni che porta a casa la foglia, se incontra un genitore interessato a sta foglia, ci costruisce una storia. Se invece la foglia è banale, e il bambino sente che il genitore era banale, viene perduta e il bambino cosa riceve? Riceve che l'aspettativa non è mai da lui in qualche modo corrisposta. Quindi sviluppa falso, non sviluppa vero me. Sì, sono tutti spunti che aprono poi a ulteriori considerazioni che speriamo insomma di aver modo di approfondire ancora. Per il momento io dico grazie ancora a Lorella Moratto e ridò la parola anche a Marco per la chiusura di questo interessantissimo incontro. Grazie Martina. Io sono come tu mi guardi, io sono come tu mi pensi, io sono come tu mi dai la possibilità di essere. Ecco, riprendo le prime parole dell'intervento della dottoressa Moratto per fare anche la chiusura di questo incontro, un incontro sicuramente molto denso, molto competente e molto legato, cara Lorella e cara Martina, ai molti contributi di grande qualità come questo che stiamo ricevendo in questi giorni. Cioè è veramente appassionante vedere come da approcci differenti e come da competenze sempre alte, ma anche differenti appunto, si arrivi di fatto alle stesse conclusioni, l'importanza di creare le migliori condizioni possibili e quelle ce le abbiamo proprio in mano noi con diversi ruoli, da genitori, insegnanti, psicomotricisti, allenatori e quant'altro, ma questa è veramente una grandissima possibilità che è quella che appunto stiamo esplorando nel nostro percorso e quella a cui avete dato un importante contributo. Quindi io ringrazio entrambi, chiedo alla regia, eccole, di mostrare ancora la dottoressa Moratto e la dottoressa Martina Agnoli,
che ringraziamo veramente di cuore, dando anche loro appuntamento ai prossimi incontri del nostro festival. Avremo questo pomeriggio degli eminenti rappresentanti della televisione per i bambini e per i ragazzi, quindi parleremo di televisione anche dal punto di vista educativo, appunto, e poi questa sera avremo Alberto Pellai con noi. Grazie veramente a tutti quelli che ci hanno seguito fino ad ora e che invitiamo a rimanere in contatto con il nostro festival Educhiamoci, Giornate per l'Educazione. Grazie alle dottoresse Moratto e Agnoli, che saluto. Grazie a voi e complimenti. Grazie e saluto tutti voi. Buon pomeriggio, ci vediamo più tardi.